ancora giallo sui resti del cadavere rinvenuti nell'Adigetto tra la zona di Villanova del Ghebbo e Lendinara. Sono infatti riprese stamane le ricerche dei carabinieri e dei vigili del fuoco che con un gommone stanno scandagliando il corso del fiume alla ricerca dell'ultimo arto mancante per ricomporre il corpo e di ulteriori dettagli utili alle indagini. Secondo le ricostruzioni, le parti del corpo apparterrebbero ad un uomo di mezza età di carnagione chiara. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio e disposto gli esami per conoscere l'identità della vittima. Stando alle indagini del medico legale, i resti umani sarebbero stati in acqua da giorni, al massimo poche settimane. I dettagli saranno chiariti a seguito dell'esame autoptico. Intanto si esaminano denunce di scomparsa compatibili con i ritrovamenti. Continua così l'orrore nel Polesine. Nello scorso aprile erano stati infatti rinvenuti altri resti umani appartenenti ad una donna sull'argine del Po, nei pressi di Occhiobello. Il corpo era stato chiuso in un borsone nero e gettato nel fiume che la siccità ha fatto riemergere lungo le sue rive. La vittima, trovata mutilata, è ancora senza identità.